Ben ritrovati dalla redazione. Trieste, tram di Officina sospeso a causa di un'anomalia alla linea di contatto provocato dalle basse temperature. L'intervento di ripristino viene effettuato oggi alle 10 compatibilmente con le condizioni meteo, lo ha comunicato con una nota Trieste Trasporti. A partire dalle 17:30 di ieri il servizio del tram è stato sospeso. In particolare il freddo ha verosimilmente causato la contrazione del cavo di alimentazione della linea aerea in prossimità della curva di Conconello, determinando il rialzamento di uno dei braccetti di sostegno. Questa variazione ha provocato un contatto improprio tra il pantografo e la linea elettrica durante il transito del tram in quel punto e causa la disalimentazione dell'impianto. Trieste Trasporti evidenzia che non è stato possibile prevedere con certezza i tempi di ripristino del servizio. Nella mattinata odierna la linea dunque non è operativa. Una persona arrestata per aver tentato di rapinare un negozio, un'altra denunciata per aver urinato davanti ai clienti in un supermercato e un'altra ancora per aver danneggiato veicoli in sosta. Sono alcuni degli episodi descritti nel report di gennaio del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale. In merito alle attività di carattere penale, una persona è stata arrestata per aver indossato capi di abbigliamento all'interno di un negozio del centro senza pagarli e spintonando un addetto alla sicurezza. Un'altra è stata denunciata per aver svuotato degli estintori sui veicoli in sosta all'interno del parcheggio del Silos e una terza è stata denunciata in 3 diverse occasioni nelle zone di Largo Barriera, via San Francesco e via Coroneo per inottemperanza all'ordine di allontanamento per aver urinato all'interno di un supermercato davanti a numerosi clienti. Un incredibile quanto curioso incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Sacile. Una donna di 59 anni, titolare di un negozio, Natura Sì, stava spostando alcuni prodotti in vendita con un carrello della spesa all'esterno dell'esercizio commerciale quando è inciampata sul carrello stesso. Questo, per ragioni non ancora chiarite, si è bloccato improvvisamente lungo una discesa su un lato del negozio. La donna ha perso l'equilibrio e per cause veramente particolari è finita con la testa nelle maglie del carrello, restando incastrata e ferita. Dopo vari e vani tentativi di liberarla è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco che hanno tagliato alcune maglie in metallo. Valichi presidiati da ormai 1 anno e mezzo con un abnorme dispendio di risorse umane ed economiche, piazze del centro città Trieste blindate in cui stazionano stabilmente mezzi antisommossa, zone rosse. Non si sta descrivendo una provincia dell'America Latina in mano ai narcos e nemmeno una città sudafricana controllata da spietate bande armate, e Trieste una delle città in vetta fino a qualche anno fa alle classifiche di vivibilità, con un tessuto economico tra i più opulenti del paese e un appeal turistico in piena crescita. L'analisi fatta dal segretario provinciale del SIULP, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, Francesco Marino. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo in prevalenza sereno con possibile presenza di nubi basse nel fondovalle tarvisiano, sulla costa e sulle zone orientali bora sostenuta, forte a Trieste con raffiche anche intorno ai 100 km orari, in calo nel pomeriggio, più freddo dei giorni precedenti, 0 termico a 500 metri di quota circa ad est, 1000 metri circa invece sulle zone occidentali. Temperature minime in pianura fra -2 più 2 gradi, le massime fra 7 e 10, sulla costa minime fra 0 e 4, le massime fra 5 e 8 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARP FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.